bene. Craig Payne, il pilota irlandese, sulla sua 207 che in questo momento va verso la staccata alla parabolica, la prima delle due curve, la seconda sempre alla parabolica che lo riporterà all'interno della corsia dei box da Luca qui, bene, Luca Rossetti alla cambio di direzione, un altro cambio di direzione, di vantaggio Rossetti, credo che prima abbiamo avuto qualche problema in una zona che noi non abbiamo visto, quindi vantaggio per Luca Rossetti che è scatenatissimo nella zona mista, è stato un fulmine, lo è anche in parabolica, attento, la traiettoria migliore per uscire dalla parabolica, la utilizza tutta e poi dentro la variante artificiale che supera in questo momento per andare in corsia box ed è vantaggio, vedremo quando ritorneranno poi sotto il proprio ponte, ma Brina ha commesso qualche errore ed è sicuramente vantaggio Luca Rossetti. Siamo di nuovo nella zona del che va al terzo cambio di direzione, buono il quarto, buono anche il quarto, via, Craig Payne, con lui si va verso la zona mista, anche qui guida bene alla grande il vantaggio del Rossetti, ai Manuel Master, dai Luca, il quarto cambio di direzione per Luca Rossetti, molto preciso, molto veloce, ed ora con lui si va a cercare la zona tecnica che trova in questo momento. Guardate come sta guidando dentro, bravissimo Luca Rossetti, in piena corsia di box. Rossetti esce dalla zona della parabolica, si ripropone nuovamente in corsia box, eccolo affrontare in questo momento la variante artificiale. Luca Rossetti, mezza pista di vantaggio. Siamo a metà di questa prova, di questa sfida, con Luca Rossetti che ha un enorme vantaggio per un problema che sicuramente avrà colto Craig Payne nella zona che noi non vediamo, dove si trovano in questo momento i due protagonisti. Arriva proprio Payne proprio al primo traverso che percorre in questo momento senza nessun problema, il secondo traverso davanti alla tribuna centrale, poi via con un colpo da accelerazione